Sindaco, ecco qua un attimo. Il sindaco, grazie. Sindaco e il ministro qua a destra. Sindaco. Speri che faccio film. Al via i lavori per Porto Marghera. A Cafarsetti è stato siglato l'accordo tra il ministro dell'Ambiente Galletti e il sindaco Brugnaro, un patto che riguarda la riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale di Marghera e che prevede i fondi per il completamento delle opere di bonifica e costruzione del marginamento dell'area di Fusina. Un'operazione che dovrebbe garantire la depurazione delle acque delle aree industriali dismesse di Porto Marghera. 72 milioni di euro, fondi a disposizione già approvati dal CIPE, seguito del patto per Venezia siglato a dicembre con l'ex premier Renzi. 82 milioni insomma sono concreti e veri, ne serviranno altri, il governo li metterà a disposizione un po' alla volta, noi stiamo parlando della parte pubblica, poi io penso che ne arriveranno molti dai privati. Nel protocollo si parla anche dell'attuazione di una procedura di semplificazione normativa che potrebbe determinare l'arrivo di un commissario governativo a Marghera. Noi col protocollo di questa mattina semplifichiamo anche le regole, utilizziamo uno strumento che è previsto dalla legge, quello del commissariamento, che insieme al Comune dovrà sveltire i lavori per poter terminare i lavori del marginamento. Il sindaco poi ha voluto evidenziare come questa sia una tappa importante, anche perché apre la possibilità di attrarre nuovi investitori sul territorio. Ai privati diamo certezza di tempi e di costi. Questa è la rivoluzione che vogliamo fare a Porto Marghera, per dare posti di lavoro e futuro ai giovani. Ci vorranno anni, sì, però cominciamo perché non si è mai cominciato. Sono 30 anni di incuria e di lasciato lì.